Eder. Mech. Pallister. Liliana potrebbe essere stata portata dal marito al vecchio lavatoio di Roiano. Immaginiamo infatti che alle 8:50 lui intercetti Liliana nei pressi di via Giulia o piazzale Gioberti e lei salga in auto, purtroppo litigano e parte il colpo accidentale che le provoca ferite e scompenso cardiaco. Possiamo ipotizzare che siano le 9:00 o le 9:10. Ma alle 9:20 nel laboratorio di via Donadoni si accendono luci e macchinari, e anche la cella telefonica colloca Visintin nei paraggi, quindi, dalle 8:50 alle 9:20, non può aver avuto il tempo di colpirla, poniamo accidentalmente, realizzare la catastrofe avvenuta, nasconderla, e poi essere a via Donadoni, parcheggiare, alzare la serranda e accendere le luci e i macchinari entro le 9:20, possiamo quindi pensare che abbia potuto soltanto nasconderla nel bagagliaio dell'auto, andare ad accendere i macchinari, spegnere il cellulare, per poi riprendere la macchina e portarla da qualche parte. Possiamo ipotizzare che, essendo in pieno centro, avesse bisogno di un posto non troppo lontano per rischiare meno intercettazioni da parte delle telecamere. Quindi un posto che lui conosceva benissimo. Questo posto potrebbe essere il vecchio e abbandonato lavatoio di Roiano, che dista solo 11 minuti di auto da via Donadoni. Passando per queste coordinate 45 gradi 40,07.9 n 13 gradi 46,54.9 e, si trova un piccolo slargo che affaccia sul boschetto in cui si trova l'antico lavatoio di Roiano. Ricordo che è il quartiere amato da Liliana, dove ha vissuto con il marito per tanti anni, e che quindi possiamo supporre Visintin conosca come le sue tasche. Bisogna a questo punto verificare se da quello slargo si può effettivamente accedere al vecchio lavatoio. Allego alcune foto e descrizioni tratte da Il Piccolo. In realtà a Roiano esiste ancora un lavatoio comunale molto più vecchio nella parte bassa di via Moreri, anche se più piccolo di quello di San Giacomo, segnala Mario Tomarchio, residente in via della Querce. Una vera impresa trovarlo e fotografarlo, nascosto e mimetizzato nel bosco. È difficile da raggiungere nella sua ubicazione nascosta perché la strada d'accesso ha franato e si è interrotta, spiega Tomarchio. È un raro lavatoio sotterraneo inserito non per niente, assieme a quello della galleria dell'acquedotto dello Starebrc, nel libro Trieste sotterranea di Paolo Guglia e Enrico e Armando Alupca, nel silenzio del lavatoio di via Moreri, rotto dallo stillicidio d'acqua, sembra quasi di sentire i canti delle lavandaie inginocchiate sulle lastre di pietra, scrivono gli autori, ma dove si trova esattamente? In posizione sovrastante il rione di Roiano, lungo Rio Rosani, detto anche Morario o Moreri, affluente del Rio Martesin? Sì, legge in Trieste sotterranea, è possibile visitare il lavatoio di via Moreri. Si tratta di una piccola costruzione interrata, con la struttura realizzata in pietre squadrate di arenaria. Al suo interno scorre ancora oggi una certa portata d'acqua e sono perfettamente visibili i piani in pietra utilizzati dalle donne per lavare i panni. Questa cavità si apre in un angolo veramente suggestivo. La valletta del torrente è tranquilla e rigogliosa, anche se ci troviamo a poche centinaia di metri dal sottostante e rumoroso centro abitato. A quando risale? Un documento catastale per la cessione al comune di Trieste dei terreni, da parte di una famiglia della zona, per la costruzione della vasca del lavatoio coperto e della strada con scalinata di accesso è datato 6 giugno 1878, ricorda Tomarchio, che cita informazioni contenute nel libro Roiano di Fabio Zubini, edizioni Italo Svevo. La bellezza e l'unicità è notevole.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.